Alla civiltà contadina è legato anche un antico modo di misurare il tempo. Ad Aiello del Friuli ne hanno fatto un'attrazione che ogni anno viene consacrata nella festa delle Meridiane. Giuseppe Liani. Le nostre comunità ci hanno abituati ad una serie innumerevole di occasioni per fare festa e stare insieme. Quella di Aiello del Friuli ha scelto un tema davvero singolare e originale, le meridiane. In tutto il paese se ne contano 42, una vera passione che ha scatenato la fantasia di artisti o semplici appassionati, ma per ogni meridiana, oltre alla passione, c'è anche la precisione della matematica. Le meridiane hanno un grande valore, hanno un valore storico perché dall'antichità fino ai giorni nostri il tempo si è misurato col sole, hanno un valore matematico perché ci sono dei calcoli trigonometrici per fare il quadrante solare, hanno un grande valore anche astronomico perché le meridiane si misurano col sole e poi anche artistico perché sui quadranti solari si fanno molti decori. Strettissimo poi il rapporto tra la meridiana e la civiltà contadina. Il mondo della cultura contadina ha millenni, cioè è nato prima dell'orologio e allora dovevano in qualche misura misurare il tempo, no? E lo facevano adoperando il sole. E proprio nel cortile del Museo della Civiltà Contadina, nelle cui sale si trovano migliaia di attrezzi legati all'agricoltura, ci sono 15 meridiane, tutte precisissime, sole permettendo.